Giovanni 4, versetto 23. Eu te saluto tu che sei a casa, che ci stai seguendo. Amém. Nella parola dice così, Giovanni 4, 23. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Il Padre ti ha trovato? Amen. Io penso che il Signore è contento, no? Perché qui siamo tutti adoratori e siamo venuti qua per adorare il Signore. Amen. Allora io ti invito a mettere la mano nel tuo cuore e noi pregheremo in questa mattina e chiedo al Signore che i nostri cuori possano essere disponibili per adorare il Signore in questa mattina. Che noi possiamo adorarlo in spirito e in verità, con tutti i nostri cuori, con tutta la nostra gioia, indipendenti dalle circostanze, che oggi noi possiamo riconoscere la grandezza di Dio sulla nostra vita. Amen. Padre Santo, noi ti ringraziamo e ti lodiamo in questa mattina, Signore. Noi vogliamo, Signore, offrire la nostra lode, la nostra adorazione a te in questa mattina. E noi ti loderemo, Signore, noi canteremo, noi, Signore, innalzeremo il tuo santo nome, perché noi sappiamo che tu sei il Dio della nostra vita. Ed è per questo che siamo qua in questa mattina, Signore. Noi consagriamo questo tempo nella tua casa a te, Signore. Noi siamo qua per te, con il cuore gioioso, pieni, Signore, pieni di aspettative per sentire la tua presenza, Signore. Allora vieni con il tuo Spirito Santo, Signore, e che noi possiamo, Signore, riuscire ad adorarti in spirito e in verità come veri adoratori. Amen. Amen. Possiamo applaudire il Signore? Alleluia. Lodiamo il Signore. Amen. Alleluia. Con gioia, come veri adoratori. Alleluia. Con le palme. Niente ci può separare dall'amore di Dio. Amen. Nulla mi separerà, anche se sbaglierò, il tuo amor non cambia. Anche se non merito, la tua grazia versa su di me, il tuo amor non cambia. Tu sei lo stesso per sempre, il tuo amor non cambia. Se il pianto dura una notte, la gioia viene al mattino. Se la
Aleluia. Amém. 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 Aleluia. Avete fatto caso in questa lettera, no? In questa canzone? Buongiorno a tutti, pace sia con voi. Oggi ho chiesto permesso ai ragazzi se potevo cantare insieme a loro, no? Ho detto mi mancate. E gloria a Dio per questo. Ma avete fatto caso a questa canzone? Anche se io sbaglio, la tua grazia vieni su di me. Io non so, magari tu sei qui stamattina, sei arrivato qui un po' spaesato, no? Un po' non adatto, un po' si sentendo in un posto strano. Non so perché, ma sento questo, che c'è qualcuno che sente questo, dicendo io non sono fatta così. Ma l'amore del Signore non cambierà mai. La sua parola dice in Geremia, e qui viene il consiglio, provate ad ascoltare Geremia, ascoltare l'audio della Bibbia, quando il lettore dichiara, sono io che con un amore eterno ti ho amato. Questo è il Signore che sta dicendo. Noi cantiamo il tuo amore non cambia anche se sbaglio, ma noi non capiamo che questo amore è eterno e questo ci fa essere adatti in qualsiasi posto noi ci siamo. Filippi ha già chiesto a voi di mettere la mano nel vostro cuore, ma io sento molto forte in questo momento di chiederti di uscire dal tuo posto. Magari c'è qualcuno che non conosci, non vai da tuo marito, da tua moglie. Vai a pregare per questa persona, vai vicino a lei e digli che bello che sei qui. Io adesso voglio pregare perché l'amore di Dio possa invadere la tua vita. Amen? Dai, facciamo veloce, amen? Non vi preoccupate, sì. Ma io non so pregare, è solo questo. Dai un abbraccio e digli, Signore, versa il tuo amore sulla sua vita. Amen? Possiamo accendere la luce? Grazie. Amém. O teu amor não cambia, Senhor. Il tuo amore è lo stesso, Signor. Il tuo amore è lo stesso, Signor. Non dipende da me, Signor. Signor, che il tuo amore scenda qui stamattina e riempia il nostro cuore. Il tuo amor non cambia, Signore, il tuo amor non cambia, Signore, tu sei lo stesso, Signore. Il tuo amor non muda e non mudará, Signore, con un amore eterno ci hai amati.
Noi abbiamo fede, noi crediamo veramente nel Signore. Alleluia. Questo venerdì con i giovani noi abbiamo parlato un po' di fede, no? E per questo che noi canteremo ora una canzone che dice: Signore è venuto al mio gitto, mi ha preso per la mano, no? E penso che guardando un po' la storia del popolo quando è uscito dall'Egitto, loro riuscivano a vedere soltanto le circostanze, ma non ci sono fidati veramente nel Signore, nella grandezza del Dio che li guidavano, no? E noi questo venerdì abbiamo letto Ebrei 11, che è considerato il capitolo della fede, no? Con i giovani. E Paolo ha scritto: Or, la fede è la certezza delle cose che si sperano e dimostrazione di realtà delle cose che non si vedono. Ma come mai? Non ho capito, nel senso che Paolo in quel capitolo lui fa una lista di tutte quelle persone, né, che sono state brave, che hanno vissuto la promessa di Dio per la loro vita, ma c'è stato un punto nella vita di tutte queste persone che c'è entrata la fede, che ha collegato loro alla loro promessa. Per esempio Giuseppe, no? Che ha sofferto tutto quello, ha passato per tutto quello, ma ci è voluto fede per continuare a credere in Dio, credere in Dio. E lui cita tutte queste persone e secondo me veramente più importante è stata la fede, perché loro non hanno guardato soltanto le circostanze, ma hanno creduto veramente in Dio, in quello che Dio aveva chiesto di loro di fare. Allora noi canteremo questa canzone qua con gioia, noi dimostreremo oggi in realtà che noi crediamo nel Signore. Amen. Allora vi invito a mettete davanti al Signore ora o la tua difficoltà o quel progetto che il Signore ha messo nel tuo cuore o quel desiderio che hai, metti davanti al Signore ora e noi canteremo, dichiareremo con dimostrazione di realtà che Lui è il Dio della nostra vita e noi dimostreremo la nostra fede in Lui. Amen. Noi canteremo questa canzone con gioia e dimostreremo la nostra fede nel Signore. Amen. Con gioia. Ricorderò le meraviglie tue, la libertà, l'esodo del mio cuore, cercato, liberato, trattenuto le acque intorno a me. Oh Yahweh, Dio giuro di per me, sei Signore di vittoria, alleluia, alleluia. Hai diviso il mare, mi hai guidato in libertà, alleluia, alleluia. La nuvola è segno che tu sei con me, il fuoco tuo mi guida nella notte, mi cercato, liberato, trattenuto le acque intorno a me. Oh Yahweh, Dio tuo di per me, sei Signore di vittoria, alleluia, alleluia, alleluia.
stesso spirito io ti invito in questo momento di prendere le vostre decime, le vostre offerte, no? Che noi pregheremo il Signore, continueremo ad adorare il Signore, no? Anche con le nostre decime, con le nostre offerte. Amém. Comunque anche questo è un modo di dimostrare al Signore, no? La nostra gratitudine, il nostro riconoscimento verso di Lui. Se tu porti qua con il cuore un po' pesante, non farlo. Non è questo il senso, no? Ma porti con il cuore pieno di gioia, di bontà, in base a quello che il Signore ha messo nel suo cuore, nel tuo cuore. Amen? Preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo, Signore, per questo momento nella tua casa, Signore. E noi consagriamo, Signore, le nostre decime, le nostre offerte, Signore, a te. E noi dimostreremo anche con i nostri soldi, con i nostri provvedimenti, Signore, il nostro amore verso di te, Signore. Noi ti ringraziamo, Signore, noi siamo grati a te, Signore, per tutto ciò che sei, per tutto ciò quello che tu hai fatto e stai facendo nelle nostre vite, Signore. Allora in questo momento noi ti ringraziamo e porteremo qua con gioia, Signore, le nostre decime, le nostre offerte, in nome di Gesù. Noi consagriamo a te e che tu possa benedire, Signore, la vita di ognuno, tu possa benedire, Signore, ogni area della vita di ogni persona qua, Signore. In nome di Gesù. Noi ti ringraziamo e consagriamo a te, Signore. Amen. Perdonare i nostri peccati. E questo è stato il miracolo più grande della storia. Tutti noi che eravamo destinati all'inferno, che camminavamo passi a larghi verso l'inferno, che eravamo separati da Dio per conto del nostro peccato, il Padre ci ha amato con un amore incondizionato, che ha dato il suo Figlio per ognuno di noi, in modo che attraverso la sua morte noi potessimo essere riavvicinati a Lui. La sua parola dice che Lui ci ha amati quando noi eravamo ancora nemici Suoi, noi eravamo ancora separati, affondati nei nostri peccati, ma Lui ci ha amati e ci ha trasportato per il regno del Figlio del suo amore. Alleluia! Potete immaginare questo? Tu andavi all'inferno, ma Gesù ti ha riscattato. All'ultimo minuto Lui ti ha preso per la mano, ti ha tirato su, ti ha lavato, ti ha purificato. E sai cos'è bello? Che la parola dice che adesso il peccato non ha più dominio sulla nostra vita. Alleluia, questo è meraviglioso, perché una volta noi eravamo sottomessi al peccato, non potevamo fare a meno di peccare. Ah, ma oggi non pecchiamo più? Sì, pecchiamo, ma noi abbiamo lo Spirito Santo che ci avvisa quando noi pecchiamo, e la sua parola dice che noi possiamo correre da Gesù, confessare i nostri peccati, e Lui è fedele e giusto da perdonarci i nostri peccati. Alleluia! Questa è la nostra redenzione, il prezzo che Gesù ha pagato per noi, la grazia rivelata nella croce per ognuno di noi. Ah, ma guarda, non ho mai sentito parlare di questa cosa, come faccio per avere accesso a tutto questo? Basta credere. Paolo ci spiega bene questo qua, no? Perché tante volte noi pensiamo che essendo brave persone, prendendosi cura degli altri, dando elemosine ai poveri per le strade, no? Aiutando i bisognosi, che magari noi arriveremo in cielo, e questo non ci garantisce la salvezza. Questo non ci dà la salvezza. Paolo ci dice che la salvezza non viene dalle opere, perché nessuno se ne vanti, ma è attraverso della... Paolo ha detto che la salvezza non viene attraverso delle opere, no? Perché sennò, Dio, io sto andando in cielo perché me lo merito. E noi non meritiamo proprio nulla, no? E allora Paolo è molto chiaro in questo. Guarda, la salvezza viene attraverso la fede, non dalle opere, perché nessuno se ne vanti, perché sennò noi cominciamo a pensare che noi meritiamo il cielo, e questo proprio non esiste. Ma viene attraverso della fede. E anche la fede che nasce nel nostro cuore è un dono suo, è Lui che la pianta nel nostro cuore.
allora vuol dire che noi dipendiamo dal Signore per la nostra salvezza. È un'opera dello Spirito Santo che inizia nella nostra vita, no? Un po' di tempo fa noi abbiamo predicato sul processo della salvezza. Non so se qualcuno di voi vi ricordate di questo tema. È stato un tema molto bello, no? Perché? Perché non è che ricevendo Gesù noi siamo già salvati. No. Quando noi riceviamo Gesù, quando noi riconosciamo che non possiamo fare a meno di Lui, quando noi alziamo la nostra mano e dichiariamo che Gesù è il Signore sulla nostra vita, in quel momento inizia il processo della salvezza. Non siamo già salvati, inizia il processo della salvezza. Noi siamo rigenerati, siamo santificati fino al giorno di Gesù. Paolo ha detto: io sono persuaso che la buona opera che lo Spirito Santo ha iniziato in voi la porterà a compimento fino a quando? Fino al giorno di Gesù. O quando Gesù tornerà per tutti quanti, o quando Gesù tornerà solo per te. Che sia poi, non prima. Amen. E allora noi siamo in processo di salvezza. Lo Spirito Santo sta lavorando, forgiando in noi il carattere di Gesù, facendo di ognuno di noi copie di Gesù Cristo, perché è questo il lavoro dello Spirito Santo. Il lavoro dello Spirito Santo è mettere in evidenza quello che è Gesù. Il lavoro dello Spirito Santo è mettere in evidenza quello che è Gesù e dopo trasformarci in piccoli Gesù. Lui sta lavorando in noi stiamo abbandonando la vecchia vita, no? E stiamo già quasi dichiarando come Paolo: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E questa è una benedizione, alleluia, no? Le cose vecchie camminano ancora con noi. Le cose vecchie sono, possiamo dire questo con convinzione, le cose vecchie davvero. Sì, amen. Non sei più lo stesso. Possiamo dichiarare questo con fede. Le cose vecchie, ecco che tutto, alleluia, alleluia, amen. Le cose vecchie sono passate, io non sono più lo stesso. Le cose vecchie sono passate, io non sono più lo stesso. Se tu sei lo stesso, allora devi rivedere la tua esperienza con il Signore. Perché una volta che Gesù Cristo entra nel nostro cuore, che noi riconosciamo la sua signoria sulla nostra vita, è impossibile che le cose restino come era prima. È impossibile. Se le cose sono ancora come prima, allora vuol dire che la tua esperienza non è stata reale. Allora cerca il Signore con tutto il tuo cuore, perché quando Gesù entra nella nostra vita, Lui porta cambiamento. Perché? Perché non è più la sua natura, non è più la nostra natura, ma è la sua natura in noi. Vi ricordate di Giovanni 15 che parla, quando lui parla: guarda, io sono la vite, il mio padre è il vignaiolo. Amen. No? Allora Gesù è il tronco, no? E lui dice che ogni ramo che è innestato in lui ha vita e dà frutti. E una volta mi ricordo che ho predicato su questo, e studiando un po' gli agronomi, loro hanno detto che la natura del tronco cambia la natura del ramo. È molto bello questo, no? Gesù ha dato un esempio proprio che era molto reale, perché loro coltivavano l'uva lì in quel luogo, no? Era molto comune per loro l'uva. Allora era un'informazione che stava bene, perché tutti conoscevano. Allora Gesù dice così: guarda, se voi non siete perfettamente innestati in me, la mia vita non corre in voi e voi continuate ad essere quello che eravate prima. Allora bisogna che questo innesto sia perfetto, perché quando noi siamo perfettamente innestati in Lui, allora la sua vita corre in noi e noi piano piano perdiamo la nostra natura
e acquisiamo la natura di Gesù. Amen. Questo è il miracolo della salvezza. Io voglio invitarvi ad aprire la vostra Bibbia oppure il vostro cellulare lì, in 1 Corinzi 11, Paolo parlando con la chiesa ai Corinzi, lui insegna la chiesa ai Corinzi, e questo ci sta anche a noi oggi, cos'è la Santa Cena e come si celebra la Santa Cena. Ed è interessante che Paolo non ha ricevuto questo messaggio di un altro discepolo o di un'altra persona, no, lui dice che ha ricevuto dal Signore, lui ha ricevuto un download, no? Lui dice così, perché dal 23 in poi, perché io ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito, preso del pane e dopo aver reso grazie lo spessò e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. È quello che noi stiamo facendo oggi, stiamo ricordando il sacrificio di Gesù. Nello stesso modo, dopo aver cenato, preso anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Perché ogni volta, fate attenzione, perché ogni volta che mangiate questo pane e bevete questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. È questo che noi stiamo facendo oggi. Noi stiamo annunciando che Gesù è morto per ognuno di noi, che Gesù è morto per tutta l'umanità e che tutti loro hanno diritto a questa salvezza. Basta credere. Perciò chiunque mangerà il pane o berrà il calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora, ciascuno esamini se stesso. Ora, ciascuno guardi dentro, fai un autoesame, vedi come va la tua vita, guarda dentro del tuo cuore. E cosa lui dice lì? Ora, ciascuno esamini se stesso e dipendendo di quello che hai fatto, è così che è scritto là, mangi del pane e beva del calice. No, lui sta dicendo, ora, ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice. La Santa Cena non è qualcosa che noi possiamo prendere a leggera. Non pensate che è solo un pezzettino di pane e un bicchierino di succo d'uva. Infatti lo è. Ma il senso spirituale che questo ha nella nostra vita, dopo che noi consacriamo e partecipiamo tutti insieme, è molto forte. Perché la Santa Cena parla della nostra unione con Gesù. La Santa Cena parla perché lui dice che quelli che, lui dice in Giovanni, se non mi sbaglio, Giovanni 6, 52, qualcosa lì, lui dice che quelli che non mangiano della mia carne, non bevono del mio sangue, non hanno parte in me. Allora la Santa Cena è qualcosa di molto importante, perché quando noi stiamo mangiando la Santa Cena e stiamo bevendo il calice, stiamo mangiando il pane che simboleggia il sangue e il corpo di Cristo, noi stiamo testificando davanti a tutto il mondo spirituale che noi siamo uno con Gesù, che noi siamo uniti con Lui nella sua morte e nella sua resurrezione. È una testimonianza pubblica e stiamo dicendo anche al mondo: guarda, Gesù Cristo è morto per me ed è morto anche per te e anche tu hai diritto a questo. No, la parola appena detto, noi stiamo annunciando la morte del Signore finché Lui venga. E allora Paolo sta dicendo: ognuno esamini se stesso, ognuno guarda dentro, ognuno veda qual è la sua situazione. E se c'è qualcosa che non va, e sempre ci sarà qualcosa che non va, perché noi siamo peccatori, noi pecchiamo sempre, noi dobbiamo andare da Gesù e dobbiamo confessare i nostri peccati. Ma una cosa che noi dobbiamo stare attenti è che noi non possiamo continuare a peccare deliberatamente. Una volta che noi confessiamo
No? Una volta che noi ci pentiamo davvero, e noi non possiamo provare soltanto un rimorso per le cose sbagliate che noi abbiamo fatto. Perché? Perché il rimorso è una cosa passeggera, ci pesa la coscienza, noi restiamo lì un po' tristi per quello che abbiamo fatto, ma fra un po' noi dimentichiamo di quello e vita che segue, no? E fra un po' stiamo facendo la stessa cosa come se niente fosse. Allora questo non è stato un pentimento, è stato soltanto qualcosa che ci ha pesato alla coscienza, è stato soltanto, mi dispiace, no? E questo non va bene, perché quello che il Signore aspetta di ognuno di noi è un pentimento sincero. Perché? Perché un pentimento porta a un cambiamento di strada. Amen. Sono nella via sbagliata. Oh Signore, non avrei mai dovuto fare questo. Non ci accorgiamo da solo, lo Spirito Santo ci avvisa, perché è Lui che ci convince, no? E allora noi ci pentiamo, ci accorgiamo che forse ogni giorno possiamo dire, ma anche io posso non negare il mio Dio. Ma ogni giorno lo neghiamo tramite quello che facciamo. Signore sia lodato. La mia preghiera, come la preghiera di ogni pastore, ogni leader. Io benedico il Signore perché Pastore Daniel è sempre preoccupato. Chi sarà con me quella giorno? Chi verrà con me? Se possiamo alzare le mani, è bello, ma è vero, saremo realmente presenti quella giorno. Come aspetto il giorno. Forse il canto, la melodia è bellissima, ma che cosa il mio cuore sta dicendo? Vivendo, dimentica anche quel giorno sarà. Per questo motivo oggi vogliamo parlare di una cosa di solito che non fa bene sentirla. In poco tempo cercheremo a circoncise le cose per arrivare allo scopo di questa predica. Parleremo. Vieni. Veloce, le cose cominciano a mescolarsi nella mia testa.